Dopo la puntata di ieri sera di Chi l'ha visto, facciamo un po' di chiarezza sul discorso telecamere, perché diciamo che hanno un po' confuso le idee a tutti. Loro hanno affermato che poiché lei non viene più ripresa dopo Piazza Gioberti da nessuna telecamera della città, è sicuramente stata rapita qua, ma in realtà adesso vi faccio vedere che è normale che non venga più ripresa. Qui mi trovo proprio nel punto in cui sparisce. Mi sono fermato proprio sulle strisce pedonali per questo. Un autobus messo così, esattamente come questo, la riprende mentre lei attraversa in questo preciso punto. Ci troviamo quindi nella piazza lato montano, lato montagna. Lei sta facendo la circonferenza della chiesa in senso antiorario, seguendo anche la direzione del traffico, e ricordiamo bene questo elemento. Un altro dettaglio che nel frattempo sottolineiamo, ecco, Liliana sparisce proprio in questa strada, percorrendola così. Sottolineiamo che la scuola di polizia non può riprenderla a buttare la spazzatura per il semplice fatto che si trova a 200 metri più giù dei cassonetti e ci sono anche delle curve. Quindi non capiamo chi l'abbia ripresa, l'ho detto anche nel video, buttare la spazzatura. L'ho detto subito, ho detto non si capisce quale telecamera l'abbia ripresa, sicuramente non la scuola di polizia, che quindi non la riprende proprio. Liliana completa questo giro della chiesa in piazza Gioberti. Qua vi faccio vedere dove ero posteggiato all'inizio di questo video. Adesso completo il perimetro e svolto qui a destra, via San Cilino. Come vedete è un tragitto totalmente privo di telecamere, Ve lo faccio anzi seguire proprio fino al portone che ci permette di fare la salita che porta al boschetto. Io infatti quando ho fatto il video del tragitto di Lilli ho detto che sicuramente ha fatto questa strada proprio perché sparisce dalle telecamere, quindi non viene ripresa a scendere da via Damiano Chiesa, viene vista solo dalla fruttivendola, nessuna telecamera prima, poi viene vista dall'autobus posteggiato in piazzale Gioberti, telecamera anteriore, mentre lei attraversa le strisce pedonali, ovviamente circoscrivendo il perimetro della chiesa, completato il quale imbocca dal lato quindi posteriore via San Cilino, che è questa stradina molto stretta e in gran parte anche a senso unico, dove non ci sono telecamere. Tutto voluto anche nella prospettiva di un incontro, perché se voi vi dovete incontrare con qualcuno lo fate in una zona poco a vista. Via Raffaele Sanzio è a vista, la parallela San Cilino non lo è. Quindi lei percorrerebbe questa strada che come vedete è priva di telecamere e inizia poi dal cancello la salita del boschetto che vi ho fatto vedere già 2 o 3 volte, anche quella priva di telecamere. Quindi non è vero che se lei sparisce e viene rapita automaticamente lì, in realtà si trova in un tragitto dove non ci sono telecamere, per cui noi non possiamo effettivamente capire che cosa accada.